canto numero 480. Venite fedeli, l'angelo ci invita, venite, venite a Betlemme. Per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme. Nato è per noi Cristo Salvatore. Venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Dio. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,
gloria, gloria, in excelsis. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, la nascita del tuo Figlio unigenito nella nostra carne mortale ci liberi dalla schiavitù antica che ci tiene sotto il giogo del peccato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Giovani, ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio. Lode a te, Signore, Re di... Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Lode. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine. Alleluia, alleluia, alleluia. Un giorno santo è spuntato per noi, venite poi, Signore, oggi una grande luce è discesa sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 80
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Stiamo concludendo l'ottava di Natale, domani celebreremo la festa della Sacra Famiglia e vediamo come il Vangelo anche oggi ci porta al Tempio, dove la Madonna e Giuseppe consegnano, portano il Signore. Ieri l'anziano al Tempio, anche quest'oggi viene sottolineato da Luca la presenza di un'anziana, Anna, vedova, 84 anni. Interessante come Luca ci descrive questa persona, perché possiamo chiederci come usiamo del tempo della nostra vita, e questa donna non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. È interessante. Proprio in quel momento che arriva il Signore non c'è, eppure era al Tempio tutto il tempo. Ecco però che quando sopraggiunta si accorge e loda il Signore e parlava del bambino. Ecco, chissà cosa vuol dire a noi questo Vangelo. Certamente un invito a occupare anche bene la nostra vecchiaia, che non è la vecchiaia tutta una vita di fedeltà, di amore ai fratelli, di amore al Signore, anche se può manifestare i limiti, perché a una certa età ci sono anche dei limiti. Allora, come ci suggerisce il Papa, dobbiamo prepararci a invecchiare bene, utilizzando di quel tempo che il Signore ci dà per lodarlo, per testimoniarlo, per essere un segno di amore, di misericordia per i fratelli. Ecco allora questa donna, Anna, non perde tempo, ma con digiuni e preghiere serve il Signore. Nelle nostre chiese ci sono sempre tante signore anziane che si prestano, perché anche questo è un servire la comunità. Chiediamo al Signore la grazia dei tanti nostri fratelli.
Fratelli e sorelle, giunti ormai al termine dell'anno, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera con riconoscenza e Diciamo insieme: guidaci nelle tue vie, Signore. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per la Chiesa, certa della presenza del suo Signore anche nei momenti più travagliati della storia, continui a seminare la parola di vita nel cuore degli uomini. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per i cristiani provati dalla malattia, dalla miseria e da ogni genere di tribolazione, siano sostenuti dalla fede nel Verbo della vita, venuto a rivelarci il volto misericordioso del Padre. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per quanti soffrono a causa delle violenze e delle guerre che hanno insanguinato la terra lungo questo anno, a tutti sia concesso il dono di una pace duratura. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per la nostra comunità, nelle vicende del tempo, per i doni ricevuti dalla mano di Dio, che in ogni evento la sua presenza paterna. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per tutti i defunti di quest'anno e in particolare le vittime dell'odio, delle persecuzioni, delle guerre, delle epidemie e delle catastrofi naturali, siano accolti nella pace eterna. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. O Dio, Signore del tempo e della storia, concedici di scoprire con gioia i segni della tua provvidenza e donaci la forza di annunciare con franchezza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua mano e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto dei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e per questo sacramento di salvezza donaci di conseguire il possesso dei beni eterni, nei quali crediamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusta
nuovo Dio eterno, mistero adorabile e visibile a Padre visibilmente, e sollevarlo dalla sua per reintegrare il suo disegno pure a te l'umanità, per cui avvertiremo del I cieli sono pieni di gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, nell'alto dei cieli. ed dello Spirito Santo fai intorno a te un po', valori e il sacrificio per ti prendi, lo speriamo, perché diventino filtro, comandare questi misteri. Nella notte in cui ho preso il pane, grazie con la petizione lo spezzò e questo è il mio corpo o sacrificio. Dopo insieme discepoli e bevetene tutti. Per la nuova voi in remissione in memoria la annunciamo la tua memoriale della sua mirabile ti offriamo grazie, guarda chi la nostra Dio, dona la pienezza Cristo
Spirito Santo, offerta perenne a te gradita, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, i tuoi santi intercessori presso di te. La nostra riconciliazione, doni, passa a affermare la fede nell'amore, a Francesco, Andrea Bruno, riconoscere misericordioso a tutti i tuoi figli, comunque dispenso il tuo regno, nostre defunti, tutti coloro che con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ricevere della tua gloria, Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, a onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Frutto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto numero 238.
di scoprirsi a noi, pur se ne stava negli abissi suoi. E quanti gran profeti han desiato di vederlo giorno, che discendesse a far tra noi soggiorno. Gesù, splendor del cielo e vivo lume, amor gentil d'ogni suave pianto, ed ogni grazia ponte largo fiume. Preghiamo. O Dio, che vieni a noi nella partecipazione al tuo sacramento, rendi efficaci nei nostri cuori la tua potenza, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Nostro del cielo, Pargo divin, mite agnello Redentor, tu che
Salute.